Presidente Danieli, siamo qui, un risultato importante. Partiamo dai numeri. Che capacità avete di vaccinare qui in questo hub? Allora, ad Acia Arena noi siamo organizzati per lavorare 6 giorni su 7, 9 ore al giorno, con 25 unità di personale fra sanitari e amministrativi, e questo significa circa 130 vaccini all'ora. E per un totale, lei ha fatto una stima di quanti possono essere Ma allora, guardi, partiamo dai numeri totali. 120.000 sono gli addetti alla manifattura del Friuli Venezia Giulia. Di questi 50.000 sono della ex provincia di Udine. Di questi 50.000, 40.000 sono gli associati a Confindustria. Ecco che vediamo quanti sono i numeri totali. È ovvio che all'aumentare della campagna vaccinale regionale questi numeri, grazie al cielo, si riducono, però siamo nell'intorno di Ecco, questo. certo, il problema vaccini, il reperimento dei vaccini, avete riscontrato, non so, delle difficoltà? È ovvio che questa è l'unica variabile che non dipende da noi e non dipende neanche dalla nostra regione. Di conseguenza noi siamo pronti a partire, organizzati, con un preavviso minimo possiamo cominciare a somministrare giornalmente. Quindi in questo caso la regione un giorno e mezzo fa ci ha dato la disponibilità di qualche centinaio di vaccini e noi in un giorno e mezzo ci siamo organizzati per farli. Questo è il preavviso di cui abbiamo bisogno, e ogni volta che la regione riuscirà a metterci a disposizione qualsiasi tipo di vaccino, noi procederemo con la somministrazione. Ecco, lei prima ha messo a disposizione della regione l'hub, ha detto, insomma, se noi non riusciamo a fatene voi quello che Sì, non è volete. tanto se noi non riusciamo a farlo, qualora ci fosse qualche impedimento da parte della regione nell'aprire le vaccinazioni ai lavoratori, che possono dipendere da tantissime variabili, allora questo hub è pronto, è stato allestito, avete visto come, con quale qualità, quindi perché lasciarlo fermo? Questo per noi non sarebbe accettabile e l'ho messo a disposizione totale della regione Friuli Venezia Giulia. Ecco, e lei si è detta orgogliosa di far parte di questa terra. Assolutamente sì, perché nel giro di un mese noi siamo riusciti, anche meno, a mettere in piedi una struttura incredibile, ma non tanto da un punto di vista organizzativo quanto da un punto di vista umano. Abbiamo medici, abbiamo infermieri, abbiamo personale amministrativo, abbiamo avuto tutta la struttura della regione a disposizione a lavorare su questo progetto, e abbiamo avuto l'Udinese che è stato veramente entusiasta fin dall'inizio di far parte di questa iniziativa, quindi sono orgogliosa di aver riscontrato per l'ennesima volta quanto noi vogliamo bene al nostro territorio.